Sto per giocarmi tutto. La gara dovrebbe cominciare da un momento all'altro. Siamo quasi 400 milioni. 400 milioni di iscritti e una sola gara a disposizione per un solo vincitore. Chi vince esisterà. Per gli altri sarà come se non fossero mai esistiti. Nessuno saprà mai di loro. Nessuno li rimpiangerà. Lo stesso vincitore non ricorderà nulla di questa gara. Mentre ci vediamola tutta, possiamo già considerarci fortunati. La gara decisiva, infatti, è capitata proprio nelle 48 ore della nostra esistenza. Noi spermatozoi viviamo in media 2 giorni e non sempre ci viene concessa la possibilità di gareggiare. I colleghi vissuti avantieri, per esempio, hanno trascorso tutto il loro tempo in una inutile attesa. Erano pronti, si erano allenati benissimo, poi non si è corso. Non hanno avuto la grande chance. I prossimi colleghi, invece, al massimo potranno partecipare a una semplice gara di allenamento. Divertente, sì, ma senza alcun premio in palio. Mi dispiace per loro, ma purtroppo questo è il nostro destino. Bisogna farsene una ragione. Ormai dovrebbe mancare poco alla partenza. È un'attesa snervante. Sono quasi paralizzato dalla paura. Ho smesso anche di pensare. Ecco, sembra che qualcosa si muova. Ecco, siamo partiti! Quelli che erano davanti sono stati travolti dall'onda. La loro gara è terminata subito. Per fortuna io sono partito malissimo. Sto nel mucchio. Non ho la più pallida idea della mia posizione. Potrei essere tra gli ultimi. Di sicuro non sono tra i primi. Sono contratto, non riesco a trovare il mio ritmo di fluttuazione. È una gara veloce, senza rivincita. L'ingresso dell'utero è un'ecatombe. Si disperdono in moltissimi. Io ci sono. Qui dentro c'è una confusione indescrivibile. Per raggiungere l'ovulo possiamo scegliere tra 2 vie. Scelgo quella di destra, mi consente una virata più fluida. L'ansia di vincere fa brutti scherzi, si sbaglia molto. In questa gara non ci sono arbitri, non ci sono regole, siamo tutti contro tutti. E alla fine ci sarà un solo vincitore su 400 milioni. Gli altri moriranno. Dunque non c'è spazio per la compassione. Ora mi sto muovendo bene. Siamo rimasti un po', una decina di milioni, non di più, come i concorrenti di 12 maratone di New York. Da quando ci siamo messi nella Tour di Falloppio, il percorso è tutto in curva, molto pericoloso. Una minima sbandata all'esterno e finisco nei vortici del liquido seminale. Ma non sbando! Sono in partita. Ecco, l'ovulo, ci siamo. Stiamo aggredendo la zona più lucida. L'ultimo tratto. È spessa. Non è facile superarla. Il primo che raggiunge la membrana cellulare ha vinto. Non ha più alcun ostacolo. Il nucleo è suo. Ora ci giochiamo il tutto per tutto. Mi muovo bene. Non posso più sbagliare. Non c'è più tempo per sbagliare. Ci sono solo i più forti, i più furbi e i più fortunati. Poche centinaia. E ci sono anch'io. Sto sfruttando la scia di lui, uno spermatozoo che ho conosciuto nello scroto. È simpatico, ma adesso la simpatia non conta. Sta andando più veloce di me. Porca miseria, non ce la faccio! Si allontana! Vince lui! È più forte! Non ce la faccio! Maledizione! Vedo il nucleo! È vicinissimo! È sempre più grande! Flutto dietro tutti, non lo voglio! Non ce la faccio! Vince lui! No! Si gira! Perde il ritmo, sì! Perde il ritmo!
tanto, sparisce per sempre.